Allo specchio con Dynoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Perciò partiamo che il tempo è tutto da bere e non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere e partiamo, non vedi che siamo partiti già. Buonasera, sì, siamo già partiti e partiamo con Francesco De Gregori per introdurre il nostro ospite che è fra i massimi esperti di intelligenza artificiale e di etica delle tecnologie. I suoi talenti sono richiesti da Papa Francesco, dalle Nazioni Unite e dalle università italiane e americane. Quindi lui sì, è un professore accademico, è un saggista, scrittore, 20 i titoli in catalogo, e stavo per dimenticare, ma non è un dettaglio, che lui è anche, e direi forse soprattutto, un frate francescano. Dall'accento poi, chissà, intuiremo anche che è romano. Padre Paolo Benanti, buonasera e benvenuto allo Specchio. Buonasera e grazie per avermi ospitato qui. Siamo partiti con Francesco De Gregori, lei gioca in casa, giusto? Beh, diciamo una colonna sonora della mia adolescenza, questo Partiamo, che ricalca un po' quello che è lo spirito di ogni adolescente, quello di esplorare il mondo con le sue parti sconosciute, con le sue parti così misteriose ma così piene di fascino. E per me, un ragazzo degli anni 70, questo è stato esplorare anche tutto quello che era il mondo dell'informatica, del digitale, che in quegli anni stava appunto cambiando la società. Stiamo su Francesco De Gregori, ma lei l'ha conosciuto personalmente, andava ai concerti, non so, da ragazzo a Roma, questo cantautore romano celebratissimo. È stato il mio primo concerto, mi ricordo ancora, a 16 anni al Palaeur, allora si chiamava così, il Palazzetto dello Sport. È stato questo concerto di De Gregori in cui appunto ha cantato anche Viaggi e Miraggi, che è questo pezzo che abbiamo sentito. Che un'intelligenza artificiale non potrà mai scrivere, o chissà? Ma io direi che un'intelligenza artificiale come quella che siamo noi può associare a emozioni, ricordi ed altri episodi che niente di sintetico ci potrà mai dare. E quindi l'unico è ancora nella parte umana più che nella parte della macchina. Certo, poi abbiamo visto a Hollywood attori, sceneggiatori scioperare proprio per l'ingerenza dell'intelligenza artificiale nel loro domain, che è quello della creazione artistica. Quindi, insomma, l'intelligenza artificiale sta cominciando a mettere i piedi anche in quei territori che noi pensavamo essere prevalentemente umani, quelli dell'espressione artistica. Ma è una nuova forma di utensile per la creatività. Se noi pensiamo a quello che è successo a inizio Novecento, noi potevamo vedere un pittore magari a Parigi che punto dopo punto dipingeva una colazione sull'erba, gli impressionisti. E poi improvvisamente a questo pittore si è affiancato uno strano signore con una scatola e un telo nero. Ha fatto clic e in pochi minuti è uscita fuori un'immagine ugualmente puntinata dello stesso paesaggio che l'altro dipingeva. Era nata la fotografia. Ecco, la fotografia ci ha fatto interrogare su due cose. Uno, se dovevamo interpretarla come una competizione rispetto alla pittura. Due, che cosa rimaneva dell'epoca d'arte, dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Ecco, oggi l'intelligenza artificiale è come se fosse una macchina fotografica 2.0, un'evoluzione, perché noi possiamo creare scene che magari non sono mai esistite, o possiamo far dire agli artisti, ai creativi, a tutti coloro che oggi producono contenuti come gli attori di Hollywood, cose che di fatto non hanno mai detto, o fare parti all'interno di prodotti che non hanno mai girato. Cosa rimane dell'umano e cosa rimane della creatività umana lo scopriremo tra un po' di anni. Ecco, allora, il primo computer non si scorda mai. Padre Paolo Benanti, che è di Roma, è la città, Roma, ovviamente del Vaticano, delle chiese, che così tanta arte hanno saputo produrre, però abbiamo anche visto i film di Fellini, è la città godereccia della dolce vita. Allora, com'è che questo ragazzo romano che andava ai concerti di Francesco De Gregori ha avuto queste due folgorazioni? Non so da quale preferisce partire, Dio e poi la tecnologia e il computer. Beh, partiamo in ordine cronologico, è arrivato prima il computer. È arrivato prima il computer. Perché era il gioco che negli anni, fine anni 80, inizi anni 90, era il gioco che è esploso nelle nostre vite. Abbiamo cominciato con le prime macchine molto semplici. Il mio primo computer è stato un Texas Instruments, un T994A. Poi sono arrivati i Commodore, poi è arrivato l'Amiga, poi sono arrivati i PC.
Ecco, e pian piano questo che doveva essere un utensile per aiutare nei compiti anche di studio è in realtà diventata una piattaforma di giochi, in realtà è diventato sistemi di messaggistica, si è aperta una galassia. Ecco, e siamo passati sostanzialmente da biciclette e motorini a computer e portatili, e capire questo mondo era un po' la cosa fascinosa, la grande cosa nuova, anche perché non era il mondo degli adulti. E quindi potevamo avere un mondo tecnico tutto nostro, in cui gli adulti all'epoca non entravano, non erano competenti, e io ancora ricordo la voce dei miei genitori dietro le spalle: "Stai perdendo tempo, cosa stai facendo?" Quando era in stanza magari col VIC-20, non ha nominato il VIC-20. No, perché il Commodore 64 è stato Era più più forte, performante, era più sì, del performante. VIC-20. E oggi infatti ogni tanto lo ricordo sorridendo a mia mamma e mio papà: "Vedi, quello che voi dicevate che era una perdita di tempo, oggi mi fa lavorare." Però quella era la grande cosa nuova. E poi da lì, vabbè, è nato anche il desiderio per l'ingegneria, ho iniziato a studiare l'ingegneria, e poi però qualcosa non mi bastava, cercavo qualcosa d'oltre, ed è lì, verso la fine di questo percorso, che è arrivato altro, che è arrivata la possibilità di poter spendere la mia vita in questa forma di vita comunitaria e fraterna, alla ricerca anche di questo nostro Dio che ci chiama e che ci dona la capacità di fare queste meraviglie. Perché nel grande arcipelago della Chiesa lei ha deciso di indossare il saio e di annodare i tre nodi al suo cingolo, che sono quelli della povertà, della castità e dell'obbedienza? Perché quella nicchia? Perché San Francesco? Ma, vede, la questione, essendo una questione di cuore anche, è molto simile a quello che accade quando due persone si incontrano e si innamorano. Perché chiedere a una persona perché quella donna? O a una donna perché quell'uomo? Quello si è incontrato, quello ha fatto pulsare qualcosa, ha fatto scattare qualcosa. Non è che c'è un bilancio comparato, non è una questione di acquisto titolo in borsa o di scelta di una carriera. È qualcosa che muove la vita, e così è stato per me. Ho incontrato questi frati, ho incontrato questa forma di vita e ho detto: questo è quello che cercavo, questo è quello che voglio, e da lì poi è partito tutto. E i suoi genitori come hanno accolto questa sua strada? Beh, come tutti i genitori, insomma, all'inizio erano preoccupati di me e del mio futuro. Mi vedevano lasciare l'ingegneria per un qualcosa che, insomma, era un po' nebuloso e che appartiene anche a tutta una serie di racconti popolari, per cui Marcellino Pane e Vino, insomma, pensavano chissà che cosa mi aspettasse. Poi hanno visto che in realtà A, ero contento, B, era un mondo diverso da come se l'aspettavano, e poi da cosa dopo cosa hanno visto che poi è stata data la possibilità di studiare, di fare anche un dottorato negli Stati Uniti, di insegnare, quindi ora son contenti della mia vita, ecco. Sì, una vita che poi ha assunto nozioni. Lei è andato a studiare liceo latino e greco, quindi un liceo classico, poi si è ovviamente laureato, un dottorato con una dissertazione sul cyborg, un dottorato in teologia morale, se non sbaglio, con Sì, una sì. particolare attenzione comunque sempre all'etica. Che cosa ci dice l'etica? Ciò che non dobbiamo fare o ciò che dobbiamo fare? Ma allora questa è una delle grandi questioni che attraversano la nostra contemporaneità. Noi, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo un po' avuto una reazione a tutto ciò che è normativo. Se vogliamo, il processo di Eichmann a Gerusalemme e quello che ha scritto Hannah Arendt, cioè la storia di quest'uomo che ha detto che poteva uccidere 6 milioni di persone solo perché c'era scritto sulla legge, ci ha fatto pensare che la legge morale dentro di noi, così come profetizzava Kant, non era esattamente la piena riuscita dell'umano. E da allora noi abbiamo iniziato a dubitare della legge, e anche oggi, se noi diciamo che l'etica è una questione normativa, a parte che diciamo solo una parte di che cos'è l'etica, dall'altra troviamo tante La resistenze. normativa dice non uccidere, già un non precetto etico, oltre che ovviamente un comandamento. Esattamente, un non associato a qualcosa. Se l'etica diventa solo quello, non diciamo il tutto. Ecco, in realtà l'etica nella sua forma più primitiva, nella sua forma di origine, che è l'etica anche dei filosofi greci, è l'etica delle virtù, dove quello che è il suo compito e quello che è la sua, diciamo, funzione non è innanzitutto dirci cosa non fare, ma accompagnarci ad essere quello che vogliamo essere, ed esserlo in una maniera che ha a che fare con la nostra realizzazione, cioè con la nostra felicità. E quindi fare l'eticista è innanzitutto, poi nell'ambito delle tecnologie, non cercare di costruire, come dire, steccati, recinti o gabbie per la tecnologia, ma chiedere all'uomo che uso di quello strumento è un uso veramente umano. Questo è il compito dell'etica. Poi associato a padre Paolo Benanti, spesso la parola etica
si è declinata in algoretica, cioè, se non sbaglio, infondere un'etica in queste macchine che di etica non sono dotate, se non ci mette insomma lo zampino l'uomo. Però appunto come si fa a mettere dei paletti a questa tecnologia in un'epoca dove effettivamente la normatività è in crisi e soprattutto in un mondo che ha una rete che per natura è sovranazionale, quindi va oltre le varie giurisprudenze nazionali? Beh, questa è la grande sfida. La grande sfida è quella di innanzitutto accorgersi che l'innovazione non è cieca e non è neutrale, perché l'innovazione è sempre anche guidata da una serie di forze, come le forze economiche, come gli interessi politici e geopolitici. Beh, più che mettere semafori, più che mettere passaggi a livello, più che mettere barricate, si tratta di mettere a terra quelli che possiamo definire dei guardrail. Ecco, se noi guardiamo le strade, le autostrade, i guardrail non servono a coartare la nostra libertà. Ognuno è libero di andare dove vuole andare. Da Lugano posso andare verso Zurigo, posso andare verso Milano. Sono libero di scegliere la mia meta. Ecco, il guardrail serve a evitare incidenti. Il guardrail serve a evitare che macchina contro pedone o macchina contro macchina possano esserci delle vittime, possano esserci dei feriti. Presentare in questa maniera l'etica della tecnologia è qualcosa che innanzitutto raccoglie il desiderio degli ingegneri che questa tecnologia costruiscono, ed è su questo livello che per esempio si sono aperti tanti e bei interessanti discorsi con le grandi aziende che stanno sviluppando intelligenza artificiale. Guardrail significa anche non offendere lo sviluppo economico, perché si lascia libera l'innovazione. Il mercato dell'auto non è stato minimamente influenzato dai guardrail. Guardrail significa anche dare maggiore sicurezza a tutte quelle persone che magari non useranno quella macchina, ma dovranno coesistere con la macchina stessa. Ma chi disegnerà questi guardrail? Deciderà come e dove posizionarli? Una democrazia occidentale? La Cina? Oppure la Commissione? Lei è l'unico italiano, tra l'altro, ad essere nella Commissione sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Sarà lei? E chi sarà? Questa è un po' un'obiezione, perché poi i criteri tra l'altro cambiano, anche a fronte di una tecnologia che va sempre più veloce, magari ci sfugge di mano. Scriviamo oggi un'etica, ma insomma ci ha già superato la tecnologia. E il problema è quello, chi le scrive queste etiche da immettere poi nelle macchine? Allora facciamo un passo indietro. Quando parliamo di etica parliamo almeno di tre cose: parliamo di valori, parliamo di norme e parliamo di principi. I valori ognuno ha i suoi. Le norme di solito tutelano dei valori e anche quelle possono essere cambiate. Ma ahimè, nella libertà del nostro coesistere a volte ci troviamo di fronte ad azioni che hanno degli effetti negativi. Si pensi per esempio a un binario e su quel binario c'è un treno e il treno rischia di travolgere 5 operai che lavorano sulle rotaie. Se noi fossimo lì però ci potremmo accorgere che c'è uno scambio. Se io tiro la leva dello scambio il binario scatta, il treno devia, però ahimè c'è un operaio sull'altro binario. Situazione sfortunatissima e ci troviamo nella condizione in cui non c'è modo di evitare la tragedia. Ecco, i principi lì ci possono venire in aiuto, perché un principio molto valido, per esempio, è quello di minimizzare le perdite. Allora uno può avere i valori che vuole, le norme che vuole, su minimizzare le perdite siamo tutti d'accordo. Ecco, è quella forma di etica, di guardrail, che deve e vuole entrare all'interno di questa cosa che è una gestione, quella che si chiama sostanzialmente una governance del processo innovativo. A chi è a capo la governance? Beh, proprio perché una governance è a capo alla collettività. La Svizzera da questo punto è maestra in questo senso nella partecipazione di tutti alle decisioni. Non a caso vorrei ricordare che un altro grande luogo dove si sta decidendo del futuro dell'intelligenza artificiale è il Consiglio d'Europa, a cui partecipa anche la Svizzera, e anzi il capo della commissione di questo CAI per la gestione degli algoritmi rispetto ai diritti dell'uomo è proprio uno svizzero. E quindi insomma, diciamo, si coopera su più fronti. Ma tornando a quello che stavamo dicendo, ecco che quei principi sono principi universali: minimizzare i danni, che la persona sia in grado di capire qual è il criterio che c'è dietro la macchina che decide, e quei principi vanno accolti in maniera democratica. Anche perché si impone il discorso sull'etica, ovviamente è urgente a fronte di una tecnologia che ormai non ci suggerisce più solo in quale pizzeria andare nel quartiere, ma ci fa conoscere le persone, per esempio. Rimaniamo nella metafora delle automobili. Se aumenta il traffico, i semafori si fanno necessari.
il codice della strada si fa necessario. E allora, siccome di fatto ciascuno di noi nella vita ha già usato almeno una volta un'intelligenza artificiale, è bastato fare una ricerca in internet perché chi ci rispondesse fosse di fatto un sistema con un'intelligenza artificiale. Ecco che lasciare tutto questo dietro un velo di ignoranza, dietro una non gestione, significa solo aspettare degli incidenti e magari dei brutti incidenti. Quindi questo è il senso d'urgenza. Sappiamo che non solo le Nazioni Unite, non solo il Consiglio d'Europa, non solo la Comunità Europea, non solo i diversi stati, ma anche il G7 ha al centro questo tema. Ce l'ha avuto lo scorso G7 a Hiroshima, ce l'ha quest'anno in Italia. Ecco quindi che questo senso di urgenza e di importanza, che è condiviso da più paesi, da più nazioni, in più stati, diventa ora un qualcosa che preme molto forte, molto velocemente su tutti perché si faccia qualcosa. Certo che sorprende il fatto che ora questi oracoli che abbiamo in tasca, sostanzialmente agli oracoli si chiedeva ciò che è giusto o che non è giusto, e ci fanno conoscere delle persone, ci sono i siti di incontro, ma la polizia, su un suo blog, lei ha scritto, la polizia San Francisco sta già ipotizzando di delegare alla macchina la scelta di prendere delle decisioni di carattere militare, in sostanza, proprio sul campo. Quindi Eros e Thanatos, amore e morte. Adesso la macchina, insomma, questo oracolo sta prendendo delle decisioni che fino all'altro giorno erano più che altro di dominio umano. Adesso c'è un algoritmo che ci suggerisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E questo è inquietante. È inquietante perché cambia tanti di quei punti di riferimento fondamentali che stanno alla base della nostra cultura occidentale. Noi almeno dai greci in poi abbiamo imparato a mettere insieme le conoscenze secondo un criterio che possiamo definire architettonico. Come Aristotele ha diviso i libri del sapere, è un po' la base di quello che noi abbiamo iniziato a fare da quel momento in poi. Il trivio e il quadrivio nel Medioevo, l'enciclopedia, cioè l'idea di avere una conoscenza che si distribuisce all'interno di settori che sono coerenti, che sono ben organizzati tra di loro. Quando nella pandemia abbiamo avuto tutta una serie di polemiche sul vaccino, ecco, abbiamo giudicato alcune cose che venivano dette non scientifiche perché erano fuori da questa architettura che era la medicina e la scienza, per esempio. Bene, ora questa nuova forma di conoscenza è una forma che in qualche misura fa saltare questa architettura. Io chiedo alla macchina e la macchina indistintamente mi parla e mi dà una risposta che io non verifico rispetto a quella struttura architettonica, ma essendo oracolare, appunto, demolisce quel criterio di sapere. E allora la domanda prima che dobbiamo farci è: cosa rimarrà della nostra conoscenza, della scienza, del nostro modo di organizzare il sapere dopo 5, 10, 15 anni che l'umanità inizierà a rapportarsi con queste macchine che sono una sorta di oracolo parlante? E la seconda grande questione è: ma qui dietro c'è solo la macchina o c'è anche un desiderio un po' nascosto dell'uomo di poter avere qualcun altro che come lui è sapiens sulla Terra? Abbiamo iniziato la nostra trasmissione bellissima con queste immagini di mani dipinte sulle caverne e con questi bufali. Ecco, lì dicono anche una nostalgia che abbiamo. Siamo l'unico essere sapiens sulla Terra. Da almeno 80.000 anni siamo noi e basta. Non è che stiamo vivendo un po' anche il desiderio di avere una nuova forma di Pinocchio, una nuova forma di compagno, questa volta molto controllabile perché in fondo è una macchina, che però ci faccia sentire un po' meno soli? Ecco, qui il discorso si fa anche teologico. Non sarà che una certa eclissi di Dio produca da qualche parte un desiderio di qualcun altro? Ecco, i discorsi si aprono all'infinito, ma questo vuol dire solo una cosa: l'intelligenza artificiale rischia di essere la vera grande novità dell'umanità. E la Chiesa come si rapporta con queste nuove tecnologie che hanno sempre accompagnato l'uomo fin nelle caverne delle grotte di Lascaux? Accendere un fuoco era un atto tecnologico. Adesso il problema è che c'è stata questa estrema accelerazione. Gli aggiornamenti dei software ci inquietano perché ogni 6 mesi ci sentiamo inadeguati proprio sul tempo, non riusciamo a stare alla page. Nell'epoca agricola c'era una scala 1-1, si piantava il seme, si attendeva la stagione, poi si prendeva il raccolto. Questo ci inquieta un po', e la Chiesa che si esprime sui tempi lunghi a fronte di questa estrema accelerazione e di queste nuove possibilità di ingerenze dell'intelligenza artificiale nello specifico, che ne pensa? Beh, diciamo che non è una riflessione nuova.
quando c'è stata la rivoluzione industriale e abbiamo visto che non era solo tecnologia, perché ha cambiato il vivere dell'uomo, ha cambiato l'arredo dei nostri spazi, quella che stiamo guardando in questo momento, ecco che la Chiesa ha iniziato a riflettere su quel cambiamento tra tecnologia e società, dicendo che alcuni valori fondamentali del nostro vivere sociale, come la dignità umana, come il rispetto delle persone, dovevano essere quelli che guidavano questa trasformazione. Ecco, l'intelligenza artificiale è per certi versi l'ultimo capitolo in termini di tempo di quella storia, di questo cambiamento, perché quella che è la rivoluzione industriale di fatto può essere letta come un grande processo di automazione. Sì. Dalle prime presse fino agli circuiti elettronici e i robot più avanzati sono forme di automazione. L'intelligenza artificiale è un'automazione in processi anche imprevisti, perché se io ho uno di quei cani robot dotati di intelligenza artificiale, ecco che quelli non conoscono il territorio dove si muoveranno, non sono in fabbrica dove tutto è controllato, ma riescono a reagire ed aiutarmi nel fare alcuni compiti. Quindi da un certo punto di vista la Chiesa si reinserisce all'interno di questa riflessione, ma come l'innovazione non è mai stata uguale a se stessa, così anche la riflessione della Chiesa pian piano sta maturando. E in questa maturazione quello che vediamo adesso è sostanzialmente che Papa Francesco ha una sensibilità particolare con il suo pontificato. Lui vede dei temi di frontiera. Ha iniziato parlando dei migranti, ha continuato parlando dell'ambiente e adesso parla dell'intelligenza artificiale, ma tutte e tre queste cose hanno a che fare con una grande minaccia a un nucleo profondissimo, che è la dignità della persona. Laddove l'intelligenza artificiale dovesse minacciare la dignità delle persone, perché per esempio decidiamo sul futuro delle persone non in base ai loro meriti, non in base ai loro desideri, alla loro volontà, ma in base a un calcolo, ecco lì avremmo qualcosa da dire. Com'è il suo rapporto con Papa Francesco? Lei è Beh, consulente proprio per Papa Francesco in diciamo che materia qui di nuove tecnologie. qui c'è un po' di problema dei media, perché il termine ufficiale sarebbe consultore, però capisco consultore, non consulente. che consulente, soprattutto in un mondo anglosassone, suonava meglio. Più riferimento alle aziende consulente. Sì, ecco, sembra quasi che ci sia un Sì, Vatican certo. SPA. In realtà da professore è normale che il Vaticano chiami qualche professore per avere delle informazioni di questo tipo. Mi trovo a collaborare quindi con la Santa Sede su questi temi, anche perché giustamente toccando tavoli diversi si toccano anche dimensioni diverse dello stesso problema e come dire, io sono francescano, e quindi è romano e anche romanista. Francesco Totti, San Francesco e Papa Francesco non si E discutono, Francesco De Gregori si ascolta. si ascolta. Ho capito. No, perché ovviamente la Chiesa, che storicamente si dice abbia avuto conflitti, una certa conflittualità con l'innovazione tecnologica, con la scienza e con gli scienziati, invece ha prodotto meraviglie, ha generato meraviglie da un profilo artistico, invece con la scienza sembra sempre essere stata un po' in conflitto, ma è vero? Ma no, ma noi francescani siamo alcuni dei fautori della scienza, si pensi a Bacon, Sì, i francescani sì, che sono un po' monelli. Io questo sono. Però sì. Detto questo, in realtà la scienza deve tanto anche al pensiero credente, si pensi a Mendel. Tutta la genetica nasce anche dagli studi di questo monaco. Indubbiamente, siamo stati a intervistare Fabiola Gianotti, il suo campo è la fisica subatomica, direttrice del CERN a Ginevra. Lei, nonostante il fatto che affronti il mondo coi numeri da un profilo scientifico, però dice, insomma, quello che sappiamo è pochissimo di fronte al mistero dell'universo. Lei ha costruito un pensiero di fede, un pensiero credente. Dove la Chiesa però si è un po' messa su guardinga e dove la scienza è diventata scientismo. Mm-hmm. Dove, per esempio, alcune evidenze scientifiche volevano diventare il criterio per dire chi aveva la dignità di vivere e chi no. Dove Galton ha preso l'evoluzione e l'ha fatta diventare di fatto una superiorità della specie, ecco che lì la Chiesa ha reagito. Allora, non è detto che la scienza rimanga solo scienza, così come non è detto che la tecnologia rimanga solo tecnologia, perché la scienza che poi diviene tecnologia, che poi per esempio produce armi di distruzione di massa, la Chiesa ha un problema con le armi di distruzione di massa o con la scienza? È evidente che ce l'ha sulla seconda questione. Non sempre questo è stato spiegato bene, non sempre questo è stato trasmesso bene. Mai come oggi però Papa Francesco è molto chiaro da questo punto di vista. Se guardiamo quelle che sono le ultime espressioni rispetto a quello che è il problema della guerra e dei conflitti che stanno sorgendo, ecco, il Papa è assolutamente in prima linea. Papa che è stato ritratto anche con un piumino, con una giacca, ed è un'immagine che ovviamente è
tecnicamente detta fake, super fake. Eccolo, Papa Francesco. Questo è particolarmente fake. Che storia ha questa fotografia, questa immagine? Non è una Ok, non era proprio questa l'originale Sì. era più... No, perché da lì poi sono nate diverse... Se ne sono nate altre. altre. Ora, la cosa interessante di questa immagine, vabbè, da una parte è l'idea che chiaramente i sistemi artificiali possono fare immagini sintetiche difficilmente distinguibili da quelle reali. Dall'altra, pensate agli effetti che questo può avere in tribunale, una foto magari non è più attendibile come prova. Dall'altra c'è l'idea, e il Papa stesso lo dice nell'ultimo documento per delle comunicazioni sociali, anch'io sono stata vittima di deepfake, e se noi dobbiamo iniziare a pensare che come esseri umani abbiamo un diritto cognitivo, cioè abbiamo il diritto di sapere se quella che abbiamo davanti è la realtà o non è la realtà. Ora che la macchina la può simulare così bene, dobbiamo chiederci cos'è la realtà e avere e comunicare come dovere etico agli altri cos'è la realtà. Ecco, voi da professionisti dell'informazione avete una missione altissima e il Washington Post come sottotitolo ha: la democrazia muore nell'oscurità. È chiaro che c'è un dovere di nutrire quella che è l'opinione pubblica, cioè la capacità di avere scelte democratiche. Ma questo ha un dovere etico nei confronti di certificare cos'è vero e cos'è sintetico, oppure no? Cioè, cosa chiede di fronte a questi nuovi strumenti ai professionisti della comunicazione l'intelligenza artificiale? Ecco, questa è un'altra linea di riflessione rispetto alla quale bisogna agire anche urgentemente. In questo anno 2 miliardi di persone nel mondo voteranno. Si pensi alla capacità di influenza dell'opinione pubblica che potrebbe avere qualche malintenzionato con strumenti di questo tipo. Perché tra l'altro questa immagine, l'originale di questa immagine fake, è stata prodotta, se non sbaglio, da un magazziniere. È possibile, col suo computer, sicuramente competenze da nerd, ma presumo che fra 5 anni potranno animare Papa Francesco, che chiama alle armi i cristiani contro, ipotizzo, non so, i musulmani nelle periferie di Roma. C'è la possibilità di creare dei leader mondiali dalla stanza da una stanza di chiunque, insomma. Ecco, questo diventa sempre più difficile, tra l'altro, poi distinguere fra ciò che è vero e ciò che è falso. Diventa sempre più geopolitico. Noi sappiamo, per esempio, che già in Africa è molto più facile leggere un testo sul cellulare che non sulla carta, perché è più economico, perché è più facile, si deperisce di meno. Questo significa che noi abbiamo parti del mondo in cui l'accesso ai testi e alle culture sempre di più sarà fatto in modalità digitale. Ma se noi riusciamo ad alterare il digitale in maniera indistinguibile, ecco che lì abbiamo un grande problema. Perché tutto quello che può essere la propaganda, tutto ciò che può essere uno strumento con altri fini, si può infilare in una maniera in cui non ce ne accorgiamo. Nel 2017 la rivista di affari internazionali International Affair, che è una delle riviste maggiori da questo punto di vista di diplomazia, ha introdotto una nuova parola. Nelle relazioni internazionali non c'è più solo l'hard power, porto i carri armati vicino al tuo confine, o il soft power, faccio studiare i tuoi studenti da me così diventiamo amici. Ma c'è anche questo nuovo termine che è lo sharp power, che è utilizzare i mezzi digitali per danneggiare il funzionamento della democrazia di un altro paese e quindi bloccarlo. Ahimè, a volte ci scopriamo prima e più velocemente di come un attrezzo può diventare un'arma che non un utensile. Ecco, abbiamo già imparato molto bene a riconoscere quelli che sono gli utensili che possono essere usati per questa nuova guerra internazionale. C'è un po' di tracotanza dell'uomo nel generare un algoritmo che effettivamente diventerà così invasivo nelle nostre vite, nelle nostre scelte. Lei, per esempio, ha scritto un libro facendo riferimento alla carne sintetica, l'hamburger di Frankenstein. Però Frankenstein è proprio l'emblema, questo romanzo di Mary Shelley, di uno scienziato che passa un po' al limite, cioè genera una creatura che non è pensata da Dio e non è partorita da donna. Stiamo andando oltre quel limite, siamo dei nuovi Frankenstein. Ma questo è qualcosa che prima di Shelley esisteva nella favola del golem, questa favola, o meglio questa storia che gli ebrei usano raccontare, e dove la cosa interessante è che il golem diventa quello che è quando cambia una lettera sulla sua fronte e quando da verità diventa un'altra cosa. Ecco, il limite non è semplicemente un qualcosa di negativo. Il limite va riscoperto come un qualcosa di profondamente necessario in questa stagione. Pensiamo a quello che tutti conosciamo come un cerchio.
il limite del cerchio è la sua circonferenza, cioè quel luogo dei punti equidistanti da un altro punto detto centro. Ecco, il limite segna l'impossibilità del cerchio o segna quello che fa di quella zona di piano un cerchio veramente? Allora, se noi parliamo di limite dell'uomo, non parliamo di un orizzonte invalicabile, ma parliamo di riconoscere cos'è che ci fa veramente umani. E allora, se la macchina ci disumanizza, stiamo sorpassando il limite, ma non perché ci vogliamo legare, ma perché in realtà, se siamo meno umani, saremo anche meno felici, cioè andremo al di là di qualcosa che in realtà è quello che veramente vogliamo. Questo discorso oggi è abbastanza difficile da fare, quindi di nuovo, più che la tecnologia è importante la cultura. Dobbiamo iniziare a parlarne, dobbiamo iniziare a formare la nostra cultura per poter essere in grado di rispondere a queste sfide. Padre Paolo Benanti, io ho il limite dei 30 minuti e la devo salutare. Adesso con l'intelligenza artificiale che guarderà gli orari dei treni, perché lei è sempre in viaggio, è incredibile, l'agenda pienissima, ma come fa? Temo sia la stupidità naturale. Va bene. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata. Lo specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la